Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Ciao Sveva e buongiorno Italia e buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, soprattutto alle nostre ascoltatrici per questo sabato 8 marzo e allora buona festa della donna. Tu Sveva mi senti, vero? Auguri anche a te ovviamente. Grazie mille Pier Vittorio, sì, ti sento benissimo. Perfetto, e allora oggi proprio in relazione poi alle iniziative assunte dal governo a difesa dei diritti delle donne ci concentreremo ovviamente su questo via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che istituisce il reato di femminicidio, ma poi leggeremo anche tanti articoli ovviamente a commento di questa festa, tra cui per esempio quello di Vittorio Feltri di oggi sul Tempo, in cui spiega che le donne spesso sono migliori in tutto rispetto agli uomini, sanno essere più intelligenti, più brillanti, più attente. Ma oggi invece ci dobbiamo occupare anche della sentenza con cui la Cassazione ha stabilito il diritto al risarcimento per uno dei cittadini eritrei che era stato bloccato per 10 giorni sulla nave militare nell'estate del 2018, la nave Diciotti, prima in mezzo al mare e poi al molo di Catania. Pensate, la cifra stabilita per il risarcimento è di 160 euro al giorno, quindi 1600 euro per 10 giorni più le spese legali. E ovviamente Matteo Salvini ha subito commentato questa sentenza ieri, veramente vergognosa, e a commento di questa pronuncia leggeremo anche l'intervista del sottosegretario leghista agli interni, Mirko Molteni, per il Tempo di oggi. E quindi anche questo sarà ovviamente uno dei focus della giornata. Subito dopo poi la rassegna stampa sentirete invece l'intervista che abbiamo registrato al segretario esteri della Lega Giovani, Davide Quadri. Con lui abbiamo parlato del piano di riarmo dell'Unione Europea, piano assurdo perché finora non si poteva investire un euro in più per la scuola, per la sanità e ora si pensa di stanziare così questa cifra assurda, mostruosa di 800 miliardi di euro, come se poi il pericolo, no, dell'invasione russa per le capitali europee, Berlino, Parigi fosse dietro l'angolo. Ci collegheremo poi nel finale di puntata con Matteo De Sio, come sapete conduttore lunedì mattina su queste onde per Te la ridò io l'America, e insieme a lui intervisteremo Luigi Barone, responsabile ZES e coesione territoriale della Lega. Con De Sio e Luigi Barone parleremo non solo di bonus ZES, ma anche del problema Terra dei Fuochi, della sentenza di condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ma anche della narrazione apocalittica, catastrofica di Roberto Saviano su questo tema. E visto che le vostre opinioni per noi sono essenziali, fondamentali, vogliamo sempre permettere un vero confronto democratico e pluralista con voi, quindi apriremo il consueto filo diretto, intervenite come sempre chiamando allo 0292947222, 3 volte 2 finali, oppure potete scrivere i vostri messaggi, quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandare i vostri messaggi, anche quelli vocali, al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. Ci potete seguire sempre, vi ricordo, dal canale 252 del Digitale Terrestre, anche dal canale digitale della Radio DAB, dalle pagine Facebook, dicevamo, di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet, quindi radiolibertà.net, che con una veste grafica editoriale sempre aggiornata, quindi è un vero e proprio giornale online. Ovviamente potete seguirci dall'app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android e naturalmente anche dal canale YouTube. E vi invito sempre poi ad abbonarvi, a sostenerci, veramente basta poco per sostenere questa radio che è unica, no? Lo rivediamo spesso in un contesto mainstream che è succube del politicamente corretto, che è una forma di lavaggio del cervello, e allora potete andare rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Ma iniziamo subito quindi con Libero, la prima pagina, e ovviamente poi se ci dovessero essere problemi nella condivisione schermo avvisami pure, visto che adesso stiamo usando Skype per quella, invece chiamato dal cellulare. Vedete, sentenza dell'altro mondo. I giudici risarcite i migranti irregolari. La Cassazione è il caso dei richiedenti asilo salvati dalla nave Diciotti. Il governo impedì lo sbarco. Meloni furiosa, Salvini paghino le toghe. E giustamente questa provocazione, ma allora provvedano loro, no, a mantenerli. Immaginate magari che si accampino tutti questi a spese magari dei magistrati proprio a Piazza Cavour
lì davanti a Cassazione. L'editoriale invece di oggi di Mario Secchi è proprio su questi grandi tromboni che pensano sempre di spiegarci il mondo, di anche spiegarci quello che avviene, no, oltre oceano in America. Sono quelli che ci ripetevano, no, sapete, le tante menzogne, cioè che Biden fosse pronto a ricorrere per un altro mandato presidenziale, a ripartecipare a una campagna elettorale, che quindi fosse assolutamente padrone di sé, compos suo. Invece poi l'abbiamo visto purtroppo per lui, in quella figuraccia mondiale dello show televisivo del duello con Donald Trump. Oppure ci ripetevano che comunque Kamala Harris avrebbe vinto, che era in testa nei sondaggi. Sono quelli che insomma pretendono sempre di spiegare tutto, quelli che di America non capiscono nulla ma che ci spiegano tutto. Allora vedete, qui esordisce Mario Secchi scrivendo: il mio mestiere è meraviglioso, mi dà la possibilità di provare ogni giorno che l'evidenza della cronaca e la prova della storia non bastano a piegare i sinistrati dall'ideologia. Dopo la vittoria clamorosa di Trump, elementi raffinatissimi che incontro nei dibattiti, ieri pomeriggio il copione è andato in scena a Sky Timeline, elencano la fine del mondo. I dazi saranno lo sfascio dell'economia, i dazi che vuole Trump ovviamente. Il negoziato per la pace in Ucraina è un favore fatto a Putin, con il quale Donald è in combutta dal 2016. Poi sapete, non si ripetono sempre queste fake news per cui Trump sarebbe in contatto con Putin, un contatto segreto, e addirittura Putin che teneva dei rapporti con l'intelligence russa da tempo. Il piano per contrastare l'immigrazione illegale è un abominio. La richiesta all'Europa di contribuire di più alle spese della NATO è una pretesa assurda. L'idea che siamo di fronte a qualcosa di nuovo e antico, l'America isolazionista ma non isolata, non li sfiora. È una questione di ignoranza e di pregiudizio. Si capisce perché, basta voltarsi indietro. Nel 2016 cervelloni che sogghignando in TV dicevano che Trump avrebbe perso e che invece ovviamente poi un minuto dopo spiegavano al mondo perché Donald aveva vinto e Hillary Clinton era in preda a una crisi di nervi. E pensate, il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, che scrisse sul New York Times che stava arrivando la tempesta finanziaria, sbagliò tutto confermando il problema degli economisti con le previsioni economiche. Nel 2020 i commentatori invece al libro Paga dissero che Joe Biden aveva archiviato per sempre Trump. Non videro lo scenario irripetibile con gli americani che erano stati chiusi in casa, il voto postale di massa, un voto che sapete poi fu prevalentemente, anzi quasi totalmente, e quello ovviamente fece sorgere dei sospetti perché era un voto tutto democratico per Biden, mentre invece passava il treno della storia, loro guardavano la bicicletta di Biden. Poco dopo, nella fase di uscita dalla pandemia e entrata nella pazza corsa dei prezzi, la segretaria del Tesoro Janet Yellen e la presidente della BCE Christine Lagarde raccontarono al mondo che il decollo dell'inflazione era un fenomeno temporaneo, non avevano dubbi. Nel 2024 gli editorialisti affermarono che Joe Biden stava alla grande, e sì, no, che era assolutamente in grado di sostenere, lo dicevamo, una campagna elettorale, di ricandidarsi, di ritenere un secondo mandato presidenziale. E poi invece invitarono il presidente a farsi da parte perché cadeva dalle scale dell'aereo e andava a stringere le mani di persone che non esistevano, oltre poi appunto a perdere miseramente così duelli televisivi, bloccandosi, insomma farfugliando frasi così sconnesse senza senso. I Dem lo sostituirono con la risata di Kamala Harris, con la risatina isterica, vi ricordate? E gli infallibili sempre loro dissero che la candidata della gioia, sì, perché poi mancanza di programmi seri e sostanziosi si impostò quella campagna elettorale sulla narrativa della gioia, no? Contro il Trump che invece avrebbe riportato l'America nelle tenebre, no? E la candidata della gioia aveva già sorpassato Trump nei sondaggi e tutto era pronto per la prima presidente donna alla Casa Bianca. Non ne azzeccano una, ma pretendono di insegnare agli altri come si pensa. È insomma una sintesi perfetta di tutto quello che è successo, ma rimaniamo qui sulla prima pagina di Libero perché torniamo sul tema che stavamo anticipando di questa sentenza della Cassazione, veramente surreale, e la commenta Daniele Capezzone, vedete, così i magistrati aboliscono le frontiere. Immaginate di raccontare a un amico straniero che c'è un paese fantastico in cui se valanghe di immigrati clandestini cercano di introdursi illegalmente nel territorio nazionale, il ministro dell'interno che li ferma perché vuole
indurre altri paesi a farsi a loro volta carico della ridistribuzione dei migranti, viene processato per sequestro di persona, mentre gli irregolari ottengono qualche anno dopo dalla magistratura di essere risarciti. Questo paese è l'Italia e quel ministro, come sapete, era Matteo Salvini, che poi è stato anche assolto. E allora, vedete, andiamo un attimo a pagina 3, così vi faccio vedere questa seconda parte. Credo sarebbe un altro editoriale poi da leggere, da approfondire tutto. Vedete qua intanto i titoli: così i magistrati decidono di abolire le frontiere, indignarsi è sacrosanto, difficile pensare che anche questa decisione abnorme sia estranea alla guerra contro l'esecutivo e la riforma della giustizia. In questo modo, con la bella stagione alle porte, gli scasisti si sentiranno incoraggiati. Ma pensate soltanto quanto potrebbe venire a costare, no, l'applicazione di questa sentenza. Stiamo parlando veramente di assurdità. E poi sul tema interviene Nordio, il ministro Nordio, il ministro della giustizia, pagina 4 di oggi, nell'intervista che ha rilasciato ad Alessandro Sallusti, appunto per il giornale, e ovviamente una domanda dedicata anche a questo tema, e poi commenteremo anche quello. Qui vedete la nave Diciotti della Guardia Costiera, quella su cui appunto erano stati trattenuti questi migranti, lunga 94 metri, e fra i suoi compiti ci sono appunto quelli della ricerca e salvataggio con l'impiego di mezzi veloci e la possibilità di appontaggio di elicotteri. E quindi la conclusione di Daniele Capezzone per questa sua riflessione, questo suo editoriale: marciamo dunque a passi lunghi e ben distesi verso uno scenario surreale, roba da comma 22. E il migrante illegale non è più uno che commette un reato, ma è un potenziale portatore di diritti. Tutti quindi avanzano richiesta d'asilo, infatti poi, come si sa, ne verranno accolte solo 8-10 su 100. È materialmente possibile evadere quelle pratiche istantaneamente? Di tutta evidenza no. E allora possibile, metodo Salvini, ritardare gli sbarchi finché altri stati europei non si rendano disponibili a una redistribuzione? Domanda qui Capezzone. Per i magistrati invece no. Allora si può, metodo Meloni Albania, fare in modo che le richieste vengano esaminate in un paese terzo? Anche qui la guerriglia giudiziaria dice di no. Eh sì, perché si tratta proprio di guerriglia e viene da pensare che questa sia una decisione appunto legata alla guerra che si sta muovendo da parte della magistratura, che non vuole appunto accettare e digerire la riforma della giustizia. Questo ovviamente è un altro dei temi poi che ha discusso Nordio in questa intervista che leggeremo fra poco. Insomma, secondo le toghe che cosa si può fare? Solo spalancare tutto e abolire frontiere e confini. Manca soltanto che ci obblighino a lasciare casa, letto e cucina a disposizione dei clandestini. Ma non vorremmo dare suggerimenti che qualcuno poi potrebbe raccogliere. E infatti i talebani poi dell'accoglienza sono subito intervenuti dicendo che ovviamente questa è una sentenza, no, che va salutata favorevolmente, che va celebrata. Pensate anche alle reazioni di Mimmo Lucano, alla fine questo si vuole, no? Una sostituzione, e come conclude in maniera surreale Capezzone: dobbiamo lasciare le nostre case, tutto a questo punto, e semplicemente arrendersi di fronte a certe sentenze che spalancano la porta appunto all'invasione. La Presidente del Consiglio, che aveva commentato: è frustrante questa decisione, risarcita gente che ha tentato di infrangere la legge. E ovviamente il vice premier Matteo Salvini: se qualche giudice ama così tanto i clandestini, li accolga a casa sua e li mantenga, quello che stavamo dicendo. E poi la reazione da Presidente della Cassazione Cassano: insulti inaccettabili contro la divisione dei poteri su cui si fonda lo Stato di diritto. Ma qui attenzione, la divisione dei poteri non viene rispettata proprio da queste sentenze. Leggeremo anche l'editoriale di Ardetti sul Tempo di oggi, questa sentenza che non si muove nella direzione di salvaguardare l'interesse nazionale, ma soprattutto è una sentenza sconcertante. Perché di fatto sembra quasi che il ruolo del legislatore venga alla fine svolto dalla stessa magistratura, dal potere giudiziario, perché a questo punto, se la politica e il legislatore non può più stabilire, ma anche lo stesso potere esecutivo non può assumere queste decisioni a tutela dello Stato, ma si deve limitare semplicemente a far sbarcare il richiedente asilo, che poi innanzitutto è prima di tutto un immigrato clandestino, un immigrato irregolare,
insomma capite benissimo che a questo punto non c'è più una divisione dei poteri, c'è il magistrato che direttamente stabilisce lui la norma in astratto e non è che la sta applicando al caso concreto, come invece vorrebbe la divisione dei poteri. E io mi fermo un attimo per questa parte adesso sul Libero, perché visto che l'abbiamo citato, allora andiamo a prendere subito il Tempo di oggi. Abbiamo iniziato un po' più tardi stamattina e allora dobbiamo assolutamente correre. Vedete, il Tempo di oggi ha questa edizione speciale, il Tempo delle donne, quindi una primissima pagina di copertina dedicata proprio alla festa internazionale, a questa giornata internazionale della donna. Abbiamo scelto una copertina speciale per un giorno speciale che dovrebbe durare tutto l'anno, dalla politica alle forze armate, dalla cultura alla storia, un viaggio con le nostre firme, un paese in cui le donne guidano il governo e l'opposizione, ma dove spesso prevale quello scontro che annulla il cammino lento dell'Italia verso l'obiettivo della vera parità. Io prima ho citato Vittorio Feltri, lui appunto sul Tempo di oggi commenta questa festa, ma a proposito della festa internazionale, questa giornata internazionale della donna, scrive anche proprio per il giornale di oggi, rispondendo a una lettera che è stata mandata appunto a lui, alla redazione, al giornale. E lì invece affronta quest'altro tema del vittimismo per le donne, cioè Feltri ovviamente ribadisce che le donne in Italia hanno conquistato anche queste posizioni di successo, non si può negare, questo è innegabile, appunto donne che guidano sia il governo, la Meloni, che l'opposizione con la Schlein, e quindi sarebbe ora, secondo quello che scrive Feltri nella sua stanza di Feltri per il giornale di oggi, dopo andiamo a prenderlo, che finisca anche questa retorica del vittimismo, perché non aiuta le donne, perché se le donne si presentano vittime è ovvio che poi non possono ambire a posizioni di successo, non possono affermarsi. Lui fa questa riflessione, ve lo anticipo, dice: ma immaginatevi se la Meloni avesse dovuto continuare sempre questa retorica e fare la vittima, sarebbe poi arrivata dove invece l'abbiamo vista arrivare, cioè a Palazzo Chigi. Allora un inno al femminile contro tutti i conformismi, questo nella copertina, no, del Tempo di oggi, di Valentina Bertoli, e esordisce scrivendo: sgombriamo subito il campo dai conformismi. Le donne, come scriveva Oriana Fallaci in Il sesso inutile, titolo ovviamente provocatorio, non sono una fauna speciale e la complementarità delle due voci, quella femminile e quella maschile, non sono chiodi su cui oggi, con Giorgia Meloni alla guida del governo ed Elly Schlein a capo del primo partito di opposizione, il treno del dibattito può ingenuamente deragliare. Bisogna al contrario allungare lo sguardo e decifrare la realtà senza paraocchi, evitando i luoghi comuni che troppo spesso vengono rispolverati e che risultano però poco aderenti alla contemporaneità. E l'altro invito qui appunto di Valentina Bertoli è quello di evitare anche quel femminismo, no, molto superficiale, molto pop, che si abbina un po' anche alla sensibilità mainstream. Qui lei infatti scrive, vi leggo questo, poi ci ritroviamo fra pochissimo dopo la pausa. Vedete, parlare di pink washing, girl power e portare in superficie un femminismo mainstream che cavalca la cultura pop e sotterra le vere battaglie del passato, inciampando gli slogan fuori fuoco, fa sì che le campagne a favore delle quali l'Italia si schiera, quindi la parità di genere, di salario, la lotta alla violenza per esempio, diventino invece dei rumori di fondo, difficili da decifrare. Un allarme che arriva non dalla politica ma dagli episodi di cronaca di cui più volte veniamo a conoscenza senza battere ciglio. E infatti di questo si è occupato il governo, no? Con questa introduzione del reato di femminicidio, visto che i femminicidi comunque avvengono, ci sono. Ecco perché l'introduzione di questo reato, poi sentiremo anche il punto di vista della verità, vedremo che invece parla di reato ideologico. Ma allora Sveva, sono le 8:30, mi confermi, piccola pausa e noi ci ritroviamo fra pochissimo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. A te la linea per Vittorio. Grazie Sveva, e allora vedete siamo qui nella prima pagina, la copertina del Tempo di oggi per questo 8 marzo,
E un riassunto anche poi qui trovate di quelli che sono i temi fondamentali per questa giornata, no, della donna. All'interno non Icaro ma aquile capaci di volare, di Maria Rita Parsi. E infatti andiamo qui, vedete a pagina 2, se le donne non sono Icaro ma aquile capaci di far volare l'uomo, proprio perché c'è il racconto di questa pilota di elicotteri, noi sempre più numerose nell'Arma. Il maresciallo dei carabinieri Sara Battistini, siamo 8.000 e ricopriamo qualsiasi ruolo. E qui anche il virgolettato sulle forze armate. Il personale femminile assolve gli stessi incarichi degli uomini per le missioni a guida Nazioni Unite, siamo una forza in più. E infatti, vedete, l'editoriale si apre proprio con questo riferimento alla mitologia classica. Le donne non sono Icaro, anche se sanno e saprebbero meglio di lui, e saprebbero meglio di Dedalo, suo padre, saprebbero costruire ali con cera e piume per sfuggire con il volo anche dal labirinto nel quale la fragilità maschile è imprigionata da un minotauro per il bene di tutti e di tutte deve essere sconfitto. Fragilità dunque che si salva e o si vorrebbe salvare sfuggendo poi anche con il volo da quel labirinto, e quasi ci riesce fino a quando non sfida il calore del sole. Le donne non sono Icaro, nella stragrande maggioranza dei casi, come Arianna, sanno tenere tra le mani quel gomitolo che consente a Teseo di uscire dal labirinto dopo aver fatto fuori il Minotauro. Infatti gli aerei, gli elicotteri volano nel cielo quali sospesi contenitori di tanti corpi umani. Pensate, qui vengono citati i dati, no? Laddove continua appunto questo editoriale Maria Rita Parsi, laddove per un totale di 24.470 licenze di pilotaggio per l'aviazione civile, quindi che comprendono tutte le tipologie di brevetti, da quelli per pilota privato a quelli per aerei di linea ed elicotteri, ben 890 riguardano il personale femminile. Quindi una cifra che sta crescendo. Certo, ovviamente siamo ancora lontani, no, da una parità di quote, ecco. Si tratta infatti fino al 2022, parità di quote rispetto al genere maschile, di un raddoppio da 52 a 102, ovvero più 99%, ma a dire il vero le donne della generazione di mia nonna e di mia madre era con la fantasia e il pensiero che erano state educate a volare, per uscire da quel labirinto delle loro case dove spesso il maschile, assai spesso controllante e divorante come il Minotauro, le teneva incollate, incastrate, compresse. E quindi sempre passi da compiere, passi in più in questa direzione proprio della parità tra i due generi. La prima pagina invece, la vera e propria prima pagina del Tempo di oggi, dopo questa copertina dedicata alla festa della donna, vedete, ecco chi vuole riempire l'Italia di clandestini a spese nostre, e ci sono loro, c'è la Salis, Schlein, c'è Conte, c'è Fratoianni, la sentenza shock della Cassazione sul caso della nave 18, migranti da risarcire, Meloni frustrante e ovviamente Salvini paghino i giudici, come stavamo leggendo prima. E invece loro, anche Conte che esulta, Conte che era il premier quando appunto Matteo Salvini dettava proprio queste regole in materia di immigrazione e riusciva a bloccare, a chiudere porti e a contrastare così l'immigrazione illegale. Quindi pensate che capovolte, che veramente inversioni a U sulla rotta politica, no, da parte del leader pentastellato, che rinnega così quello che appunto aveva compiuto quando era premier. L'editoriale invece di Tommaso Cerno è proprio su questo tema e giustamente lui sceglie le parole red carpet, cioè il tappeto rosso per questa invasione, per questi immigranti. Lo leggiamo tutto, vedete, abbiamo scoperto che se non hai diritto di entrare in Italia, ma grazie a scafisti vari, criminali di ogni risma, ONG, strafinanziate sotto l'ombrello dei miliardi pubblici spesi per l'accoglienza indiscriminata, se arrivi illegalmente da noi, non solo il governo in carica, nella fattispecie il governo Conte nel caso di Ciotti, non ha strumenti reali per impedire l'immigrazione clandestina, ma gli italiani addirittura devono mettere sotto il materasso un po' di quattrini perché prima o poi dovranno pagare pure i danni a loro signori. È un ingresso col tappeto rosso, sia nel senso classico della parola, sia perché è la sinistra italiana che per i propri interessi sostiene in tutti i modi l'immigrazione indiscriminata. La prova è Marco Minniti, che fu l'unico a ostacolarla, interrompendo la sua carriera di dirigente del PD e aspirante segretario. Infatti da quel momento, se vedete, non dico che sia sparito
dai radar, però guarda caso spesso magari rinterviene o viene intervistato proprio sui temi dell'immigrazione, visto che Minniti dall'altra parte, pur stando in quell'area politica, si era impegnato per cercare proprio di evitare le partenze, perché a questo punto se arrivano in Italia poi ci sono dei tribunali che si occupano di questi immigrati soltanto per tutelarli, mai per ribadire che c'è un'immigrazione irregolare che dovrebbe essere anche comunque punita, sanzionata, soprattutto bisognerebbe contrastare il traffico di questi scafisti. Quindi la prova di Marco Minniti, che fu l'unico ad ostacolarla questa immigrazione clandestina e per questo si è visto stroncare la sua carriera politica all'interno del PD, ma allora questo red carpet, questo tappeto rosso per l'immigrazione clandestina fa venire brividi, si aggiunge a questo tappeto rosso anche il Red Pass, e qui ovviamente il riferimento ironico al Green Pass ai noi che ci ha riguardato durante la pandemia. Perché Conte, che era premier di Salvini, ministro e inventore del famigerato Green Pass, ormai fa un lasciapassare universale e lo toglie da ogni contestazione del suo governo, lasciandoci sempre e solo il suo ex ministro. Eh sì, anche questo tutto è veramente folle e assurdo. Lui che era premier in quella stagione politica che si rimangia tutto, che rinnega così quello che era avvenuto e si vuole quasi discolpare. Allora io ve l'ho citati, vedete qui ci sono sia il tempo di Feltri, perché amo le donne, anche quelle di sinistra sono migliori in tutto, di Vittorio Feltri a pagina 9, ma soprattutto vi dicevo anche l'intervista al sottosegretario Molteni e il commento di Roberto Arditti per questa sentenza, una sentenza che non va in aiuto dell'interesse nazionale, l'intervista condotta da Gaetano Mineo appunto al sottosegretario Molteni, che afferma è un precedente pericoloso, schiaffo agli italiani e alla dignità di chi lavora, un precedente pericoloso che rischia di trasformarsi in un incentivo all'immigrazione clandestina. Così il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, che definisce la sentenza della Cassazione che ha condannato il governo. E allora andiamo subito a prenderla qui a pagina 3, anche questa ce la leggiamo tutta, poi iniziamo anche a leggere e a commentare i vostri messaggi. Vedete, uno schiaffo agli italiani e alla dignità di chi lavora, precedente pericoloso che rischia di trasformarsi appunto in un pull factor, cioè un incentivo all'immigrazione clandestina. Così il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, deputato della Lega, definisce questa sentenza della Cassazione, che ha appunto condannato il governo al risarcimento danni per un gruppo di migranti che erano stati trattenuti sulla nave Diciotti nel 2018. Ma al contempo Molteni tiene a sottolineare il rispetto per l'autonomia della magistratura, un equilibrio delicato perché avverte la politica deve avere il ruolo centrale su immigrazione e sicurezza. Sì, rispetto per l'autonomia, ma a questo punto l'autonomia sta quasi debordando, cioè diventa proprio una sostituzione totale al legislatore o comunque al decisore politico. Sottosegretario Molteni, la Cassazione ha deciso che il governo dovrà risarcire i migranti della Diciotti. Questa sentenza è un precedente pericoloso e, diciamolo, incomprensibile per la stragrande maggioranza degli italiani. È uno schiaffo al paese e alla dignità dei suoi cittadini. Il messaggio che passa è devastante. Entri legalmente in Italia, ricevi accoglienza, assistenza, puoi chiedere asilo e ottieni pure un risarcimento danni. Questo è appunto un pull factor, cioè un fattore per spingere sempre di più l'immigrazione verso l'Italia. Un incentivo concreto per una nuova immigrazione clandestina, inaccettabile. La sentenza però richiama l'obbligo del soccorso in mare. L'Italia svolge il suo dovere e lo fa bene, salvare vite in mare è un imperativo morale ed etico e la nostra Guardia Costiera, la Marina Militare e la Guardia di Finanza sono un'eccellenza mondiale, riconosciuta da tutti. Oltretutto Matteo Salvini ha sempre ricordato che proprio chiudendo i porti, bloccando così l'immigrazione clandestina, si riusciva a ridurre il numero di morti in mare, di appunto questi immigrati che provavano tramite scafisti con questi mezzi di raggiungere le coste italiane. Quando la Cassazione stabilisce che dobbiamo soccorrere i migranti, è esattamente ciò che facciamo. E infatti ogni giorno facciamo questo. Ma mi chiedo, gli altri paesi del Mediterraneo si comportano allo stesso modo? La Grecia, che per esempio li respinge, li trattiene in certe isolette, la Spagna che tiene ad esempio questo muro a Ceuta e Melilla, muro altissimo. Noi salviamo, assistiamo e facciamo distinzione nette fra ingressi legali e illegali. Vorrei aggiungere, prego,
solo un concetto chiave: l'autonomia della magistratura è sacra, ci mancherebbe, ma lo è anche quella della politica. Ed è la politica appunto scelta dai cittadini a dover decidere su questioni come immigrazione e sicurezza nel rispetto delle leggi, ma con la libertà di agire per il bene del paese. Questa sentenza crea confusione, eppure la nostra linea di rigore contro l'immigrazione clandestina non cambia di una virgola. Questa sentenza spingerà il governo a nuovi provvedimenti. Abbiamo già realizzato tanto: il decreto Cutro, il decreto immigrazione, il decreto flussi, l'intesa con l'Albania. Ora si tratta di mettere tutto a sistema. Stiamo lavorando a una lista di paesi sicuri e a implementare in anticipo le direttive UE in materia di asilo e rimpatri. I numeri parlano per noi: nel 2024 i rimpatri sono saliti del 25% e nei primi mesi del 2025 siamo vicini al 40%. Chi è irregolare e pericoloso deve andarsene. È una linea che porteremo avanti, sentenza o non sentenza. Cosa intende esattamente con pericoloso? I dati non mentono: il 34% dei reati in Italia è commesso da stranieri. Peccato però che il 34% della popolazione italiana, della popolazione comunque residente in Italia, non sia appunto rappresentata da stranieri, e gli stranieri sono meno del 10%. Quindi perciò questa sproporzione. Il 47% dei furti è commesso appunto dagli stranieri, il 53% di tutte le rapine è commesso sempre da stranieri, e il 43% di tutte le violenze sessuali sempre dagli stranieri. Quindi sempre un'incidenza di questi reati che è più che proporzionale, no, rispetto ovviamente alla percentuale di immigrati rispetto a tutta la popolazione residente. L'immigrazione regolare quindi pesa sulla sicurezza dei cittadini, è un fatto. Contrastarla e difendere i confini è un dovere di qualsiasi governo, al di là del colore politico, e questo è un compito della politica che deve muoversi in autonomia rispetto alla magistratura. Sul caso Diciotti il Senato non ha dato l'autorizzazione a procedere, mentre per Open Arms sì, eppure in entrambi i governi, questi Conte, Salvini era ministro dell'interno. E qui appunto una riflessione sull'ipocrisia dei 5 Stelle. I 5 Stelle al governo, che erano appunto insieme a noi, appoggiavano le politiche di Salvini contro l'immigrazione clandestina. Io ero sottosegretario, abbiamo scritto i decreti sicurezza con Piantedosi e Matteo Salvini. Poi, cambiato il governo, i 5 Stelle hanno mandato Salvini a processo. Un'incoerenza clamorosa che la storia giudicherà, fermo restando che poi Salvini è stato prosciolto. Ma dopo questo capitolo, che ci aveva fatto insomma anche festeggiare per il buon senso della decisione, anche se avevamo detto ma in realtà questo processo non sarebbe mai dovuto iniziare, adesso appunto si apre un altro capitolo ancora più assurdo, ancora forse più scandaloso, perché obbliga lo Stato a questo punto, non lo so, a sobbarcarsi di un'ulteriore spesa pubblica per il risarcimento di questi danni. Partirà una valanga di ricorsi. Cosa succederà? E di questo infatti se ne è occupato anche lo stesso ministro Nordio. Ma ve l'avevo segnalato anche l'editoriale qui a pagina 2, no? Di Roberto Arditti: così non si aiuta l'interesse nazionale. Cosa ci dice la Cassazione con questa sentenza? 2 cose essenzialmente. La prima: occorre risarcire i migranti perché la decisione di tenerli su nave Diciotti, anziché farli sbarcare, è di tipo amministrativo e non ricade nel perimetro della politica. Quindi lo Stato ne risponde economicamente. La seconda: l'intero impianto giuridico in materia si deve riferire a principi, le leggi del mare, sacre ed immutabili, completamente dedicate ed anche meritoriamente alla tutela della vita umana e della libertà personale. Bene, proprio sulla base di questi 2 principi critico fortemente la sentenza, che rispetto perché così deve essere, ma che può essere oggetto di dibattito, essendo questa la differenza principale fra dittatura e democrazia. È giusta questa precisazione perché sembra quasi che poi le sentenze vengano cavate dall'alto e siano dei dogmi immutabili che non si possono discutere, non si possono sottoporre appunto al dibattito. E allora dov'è la libertà di parola, di espressione? Allora cominciamo dal primo punto. Messa in questi termini possiamo tranquillamente dire che politica, Parlamento e governo possono riposarsi e dedicarsi ad elevati dibattiti sui massimi sistemi, poiché tanto c'è la Cassazione che sta dicendo loro che hanno sostanzialmente perso ogni speranza di toccare palla, decidono loro. E infatti è ben evidente come nelle società complesse ogni atto di indirizzo politico deve usare strumenti amministrativi per essere tale, altrimenti resta solo un desiderio. Quindi, a mio modesto parere, si può ritenere che, ferma restando l'assistenza medica, di cibo, di acqua e ogni altro conforto necessario,
La permanenza a bordo di nave Diciotti altro non era che attuazione di una volontà politico-amministrativa in esecuzione della decisione di un governo legittimo, quindi nessun risarcimento può essere immaginato, così come oltretutto aveva deciso la Corte d'Appello. Adesso invece veniamo al secondo punto, ancora più importante se possibile, cioè le migrazioni illegali del nostro tempo hanno dimensioni numeriche, quindi milioni e non singoli individui, caratteristiche geopolitiche, cioè la zona di provenienza, e connessioni pericolose, terrorismo, guerra ibrida, tali da rendere necessario affrontarle con politiche nuove, strumenti nuovi, atteggiamenti nuovi. Non possiamo cioè che prendere atto della necessità di fronteggiare un fenomeno potenzialmente devastante ponendogli un freno robusto, il che è possibile solo ribaltando i comportamenti amministrativi sin qui tenuti, ferme restando ovviamente le regole basilari di rispetto dell'uomo, quello che si diceva, cioè comunque si continua a prestare soccorso, si continua a prestare ogni genere di conforto, e ciò deve essere possibile sia minimizzando le partenze, saggia logica alla Minniti che sapeva di doversi tenere alla larga dai tribunali, è giusta anche questa osservazione, perché meno si fanno partire, meno ci sono problemi, altrimenti poi come l'immigrato arriva sul territorio italiano c'è una valanga di avvocati che stanno lì pronti farsi pagare poi dallo Stato avvocati d'ufficio per sostenere ovviamente tutte le loro pretese, le pretese che possono accampare, adesso anche quella del risarcimento, e ci sono addirittura dei giudici che le assecondano queste richieste. Ma quindi questo deve essere possibile, no, nella minimizzazione delle partenze, ma anche perché altrimenti con quelli che partono la strategia resta monca e largamente inefficace. Si tratta appunto di difendere un precario equilibrio nazionale. Chi non lo capisce si guardi i dati sui reati commessi da migranti irregolari e poi ne parliamo, i dati che appunto ci citava, che ha citato il sottosegretario leghista agli interni Molteni, prima stavamo leggendo. Insomma, la sintesi è relativamente semplice, e qui la conclusione: la sentenza non va in aiuto dell'interesse nazionale, ma spinge da tutt'altra parte. E appunto quell'altra parte, quell'altra direzione politica è ben rappresentata, vedete qui dalle dichiarazioni di Lucano, assurde, il fan degli stranieri, qui un altro appunto talebano dell'accoglienza: i migranti non invadono e sono alleati soprattutto nelle aree spopolate. E insomma si pensa così di risolvere il problema della natalità con la sostituzione etnica. Il sindaco: io sono per i confini aperti, la migrazione è una cosa bellissima, insomma è estasiato, quasi come vi ricordate la Boldrini che ci diceva che ci dovevamo rassegnare con fatalismo a questo destino, che anche noi avremmo assunto questo stile di vita migrante. Però siccome il tempo vola, facciamo così: adesso iniziamo a leggere anche i vostri messaggi, perché vedo che ne sono arrivati. Tu Sveva, girameli, perché intanto prendo magari quelli anche da Facebook, li apro un attimo. Adesso vediamo qui che ci sono anche sotto appunto la diretta di Radio Libertà, vediamo se sono già aggiornati, perché poi devo leggervi anche l'articolo di Feltri, qui vedo che ci sono già i vostri commenti, e ovviamente passare alle altre testate. Allora apriamo un attimo anche, vedo qui i messaggi che ci avete mandato, per esempio sotto la radio ci saluta Valentino Angelini: buongiorno per Vittorio, buon martedì a tutti. E poi Massimo, credo ci sia un refuso perché buon martedì, Massimo De Santis: buongiorno a tutti quelli che ascoltano la rassegna stampa di oggi. E poi inizio a leggere anche i vostri messaggi su WhatsApp. Per esempio si scrive Marco da Milano: risarcire l'illegalità è un'assurdità, cosa imparano a giurisprudenza le nostre norme, le nostre toghe? Ad eludere le leggi? Marco appunto da Milano. Eh sì Marco, ormai è un sistema che è quasi pronto, non lo so, ad andare in tilt, no? Completamente impazzito. Poi ci scrive per esempio Marilla da Caspoggio: un risarcimento è dovuto in caso di reato, ma nel caso Diciotti non ci fu reato, quindi per quale motivo viene accordato? Marina, perché si fa passare questo come risarcimento, no, di un diritto soggettivo all'ingresso, viene considerato appunto un risarcimento di un danno non patrimoniale. Ma vi rendete conto dell'assurdità? Allora lo Stato veramente che spesa dovrebbe sostenere per milioni di immigrati che vogliono venire in Italia? Lo dice anche il ministro Nordio nella sua intervista di oggi per il Giornale, adesso l'apriamo. Buongiorno, non sono d'accordo con la Meloni che dice a Salvini: sulla politica estera decido io e Tajani. La Meloni
deve smetterla di giocare a fare la docetta. Innanzitutto la questione estera è sulla testa di tutti i cittadini italiani, dopodiché chiedere ai cittadini italiani se condividono la decisione di affidarsi alla Ursula e Macron a discapito di ospedali, scuole. Ultima osservazione, l'Italia che fa parte della NATO, ONU, cui versiamo molti quattrini affinché ci tutelino da eventuali aggressioni di altri paesi, a cosa serve creare un ulteriore esercito, armi? A questo punto usciamo da tutto e non versiamo più nulla, altrimenti ho un doppione economicamente. E allora, giustamente qua ci viene fatto notare, questo è un messaggio che non è stato firmato, ma effettivamente noi versiamo tutti questi quattrini, no? Si era detto per esempio alla NATO, ma perché la NATO non può essere utilizzata per difendere il Mediterraneo, per contrastare l'immigrazione? Alla fine si tratta di combattere gli scafisti e si tratta anche di contrastare queste operazioni di guerra ibrida, perché si è anche detto che poi l'immigrazione, si è riconosciuto, viene usata come una sorta di arma di pressione nei confronti dell'Europa, dell'Occidente, proprio allo scopo di destabilizzare. E soprattutto ci fai notare, è vero che c'è una premier, è vero che c'è un ministro degli esteri, ma c'è anche una maggioranza di governo che ha le sue sfumature, ha le sue diverse idee e posizioni, anche e soprattutto su questo piano di riarmo. Dov'è la guerra incombente sulle capitali europee? Ci spiegate perché Putin vorrebbe forse invadere, dicevamo, Parigi o Berlino? Come ci ha detto il nostro ospite Davide Quadri, segretario esteri della Lega Giovani, sentirete poi la sua risposta, lui ci ha precisato, ma io qua l'unica guerra che vedo è quella che ormai si combatte in alcune periferie delle nostre città, dove ci sono delle orde di immigrati clandestini o di immigrati che comunque risiedono nel nostro territorio italiano, che commettono una serie di reati. Pensate semplicemente allo spaccio della droga nel bosco di Rogoredo e non solo, anche nel Varesotto, ecco, ci ha citato anche questo Davide Quadri. E allora forse noi la guerra ce l'abbiamo in casa, abbiamo importato il terzo mondo e stiamo diventando terzo mondo. E poi ci scrive, vedete qui un altro messaggio che non è stato firmato, ma tutti questi fuoriusciti di cervello che urlano a squarciagola per i diritti umani dei clandestini dovrebbero andare per tutto il mondo e fare altrettanto nei paesi dove questi diritti non sono garantiti. Io dico a questi mentecatti, chi provvede ai nostri diritti? E poi tutti coloro che hanno a cuore i diritti dei migranti, visto che mi risulta che una struttura non la si realizza dalla sera alla mattina, che mettano a disposizione di questi disperati le loro sontuose abitazioni, che sicuramente ne avranno più di una. Scommettiamo per Vittorio che risulterebbero senza tetto? Esattamente, allora li accolgano a casa loro. Soprattutto abbiamo visto, no, che il problema loro non lo vogliono risolvere, loro vogliono semplicemente questi talebani dell'accoglienza continuare a lucrare sul business dell'accoglienza, e hanno criticato ovviamente anche il progetto questo modello dell'Albania, perché no, le accuse sono state ma vedete quanto impiego di risorse pubbliche per creare ovviamente queste strutture lì in cui vengono esaminate le domande per l'esternalizzazione, no, di questa valutazione delle domande di asilo. È ovvio che loro hanno ovviamente tutto l'interesse che gli immigrati restino qui, le domande vengano valutate qui e quindi poi le varie COP possano continuare a beneficiare di tutti i sussidi pubblici. Ma allora, io vi apro adesso l'intervista però invece del ministro Nordio per il giornale, così poi Sveva, ecco scusa, mi risponda anche a te, facciamo anche sentire l'intervista a Davide Quadri che stavamo appunto ricordando, la facciamo sentire dalle 9 in poi e chiudiamo questa parte allora con il giornale di oggi, La Verità, il Corriere della Sera. Vedete, prima pagina del giornale, sfiducia, carceri, riforma, tutte le verità di Nordio. Quello che vi stavo dicendo, intervista condotta da Alessandro Sallusti, la notizia della sentenza della Cassazione sul caso dei Ciotti che condanna l'Italia a risarcire gli immigrati rimasti 9 giorni bloccati a largo delle coste italiane, arriva nel bel mezzo di una chiacchierata con Carlo Nordio e il ministro appunto della giustizia non nasconde il suo stupore, la sua perplessità per questa ennesima decisione da sapore politico. Infatti commenta: sono perplesso. Ma qui Nordio ha dovuto rispondere anche ad un'altra domanda su una vera e propria fake news, lui l'ha detto, cioè quella per cui il progetto di riforma della giustizia leverebbe dal controllo delle procure la polizia giudiziaria. Falso, andiamo a vederlo. Qui prima vi propongo però un altro punto di vista che è l'editoriale sul ponte transatlantico di Gaetano Quagliariello, e qui si sostiene di fatto che comunque si deve continuare a tenere questa
robusta politica atlantista, anche se il vento sembra molto cambiato da oltreoceano con Trump, che sostanzialmente ha fatto capire: io non voglio più impegnarmi militarmente, noi come Stati Uniti, in Europa con la guerra, no? E a continuare a difendere, a sostenere ad oltranza l'Ucraina. Anche la decisione, per esempio, di far sospendere la concessione di immagini satellitari, concessione che veniva offerta, fornita all'esercito ucraino, fa capire che ormai Zelensky è quasi messo, non dico spalle al muro, ma si sta caldamente invitando, no, il leader ucraino a raggiungere un accordo con Putin. Ma qui Quagliariello invece sostiene che si deve mantenere questo ponte transatlantico. Vi porto a leggere però le conclusioni all'interno, tanto comunque l'editoriale, la prima parte, dalla prima pagina lo potete vedere anche da giornalone, no? Per esempio, che mostra sempre tutte le prime pagine dei quotidiani. Allora, vedete, ricostruire il ponte occidentale, lui cosa sostiene? D'altro canto, qui nella conclusione, anche quanti non amano l'attuale amministrazione Trump e detestano il modo di comportarsi dei trampiani, sanno che negli Stati Uniti potrebbe cambiare qualcosa già tra 2 anni con le elezioni di midterm, mentre possono essere certi che in Cina, il convitato di pietra di tutta questa vicenda, al potere ci sarà ancora e sempre il Partito Comunista. Quindi 2 note, 2 osservazioni, e cioè che comunque alla fine qui vedete quasi si spera che possa cambiare il vento fra 2 anni, che questa politica trampiana cambi, che magari poi con le elezioni di midterm ci sia un riassestamento, e poi però si fa notare che comunque c'è una minaccia che è sempre lì, ferma, cioè che comunque continua, permanente, quella del Partito Comunista. E qui bisognerebbe rispondere che però Trump l'ha capito che il vero avversario strategico degli Stati Uniti non deve essere certo, non è tanto la Russia di Putin, ma è questa Cina che mira a questo punto all'egemonia globale. E allora, prima della chiusura, vi faccio vedere, vi dicevo appunto l'intervista a Nordio, e andiamo un attimo qui indietro, eccoci qua, giustizia politica, la mozione di sfiducia sulla vicenda Al-Masri, viene appunto riaffrontato questo tema, mi lascia indifferente, il modello Albania per costruire carceri, 7.000 posti in più. E qui la domanda che vi stavo dicendo, certo, chiede qui Sallusti, la sua idea di togliere alle procure il controllo diretto della polizia giudiziaria non sta contribuendo a rasserenare il clima. Si tratta di un'enorme bufala messa in giro da alcuni giornali che sono peraltro recidivi nel diffondere notizie non vere. Non solo non ho mai pensato e di conseguenza detto una cosa del genere, ma resto sorpreso e stupito come un'associazione seria come l'Associazione Nazionale Magistrati possa cadere in una trappola del genere. Sarebbe bastato leggere il testo della riforma per vedere che non si tocca l'articolo 106, quello che stabilisce che la polizia giudiziaria risponde direttamente alla procura. E poi, virgolettati, vedete, perplesso sugli scioperi dei magistrati, auspico un dibattito civile e senza astio. I milioni di immigrati che ambiscono a venire da noi, risarcirli tutti farebbe saltare i conti statali. E la prima parte dell'intervista è proprio dedicata al commento di questa sentenza, no? Sono perplesso, ha dichiarato Nordio, in Africa milioni di individui ambiscono ad entrare in Italia in modo illegale, se dovessimo risarcirli tutti le nostre finanze andrebbero in rovina. Veramente assurda, ma prima della pausa, in quest'ultimo minuto, vi apro un attimo La Verità e anche il Corriere, perché per La Verità, qui vedete anche il titolone della prima pagina, sbarco in ritardo, i giudici ci impongono agli italiani di risarcire i clandestini. L'altro punto di vista invece sull'introduzione del femminicidio, il governo vara il reato ideologico, lo strano profilo giuridico, la Casellati esulta, fermiamo la mattanza, ma vi segnalo a pagina 4 la riflessione del nostrissimo Carlo Cambi, cioè il Green Deal vale solo per auto e case, nostrissimo perché sapete spesso il nostro ospite per Radio Libertà, quindi se si tratta di costruire carri armati scompare pure l'emergenza CO2. Quindi vi rendete conto della grande fuffa, della grande impostura? Con il Green Deal si vuole a tutti i costi di fatto sabotare l'economia europea, impedire la produzione, no, di motori comunque endotermici. Si vogliono ridurre le emissioni di CO2 quando poi si sa benissimo che con tank, carri armati, caccia, ovviamente queste emissioni salgono a dismisura. E qui Carlo Cambi infatti compara i vari dati di emissione. Infatti questi giorni sta circolando un meme simpaticissimo, poi magari lo facciamo vedere,
che fa vedere il nuovo esercito europeo, si vede questo carro armato dipinto con i colori della bandiera LGBT arcobaleno collegato ad una spina elettrica. Cioè, non lo so, vogliono fare la guerra magari con i carri armati elettrici, ecco. E allora, vedete qui la riflessione di Carlo Cambi, cortocircuito UE, impossibile gestire le emissioni d'armi con le regole green, disordine mondiale. E allora vedete, ultimissimi secondi prima della pausa, qui giustamente Carlo Cambi, poi andatelo a recuperare per intero questo articolo se potete, cita Carlo Cambi anche Luca Mercalli, un altro talebano ovviamente di questo catastrofismo climatico. Il meteorologo ipergreen col Papillon ha fatto dei conti: ogni giorno di guerra si consuma tanto carburante per fare il pieno a 1.125.000 auto e vengono emesse, pensate, 112.400 tonnellate di CO2, di anidride carbonica. Ogni italiano genera emissioni pari a 9.800 kg di CO2 all'anno, perciò ogni giorno di guerra vale circa 11.500 persone. Capite benissimo la sproporzione. 1.000 giorni di guerra in Ucraina invece corrispondono a 130 milioni di tonnellate di CO2, un anno di Londra. Pensate, Ursula von der Leyen in nome dell'ambiente dovrebbe invocare la pace da Trump e Zelensky, facendo garrire così la bandiera del Green Deal, altro che riarmarsi, la provocazione appunto giustamente di Carlo Cambi. Ma allora Sveva, piccolo break, così poi io ritorno, chiudiamo con il Corriere e facciamo sentire subito l'intervista a Davide Quadri. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Celebrare la giornata della donna, Radio Libertà trasmetterà ogni ora fino alla sera dell'8 marzo Russarito, il tuo velo. Il brano che il cantautore iraniano Mehdi Yarahi ha scritto a sostegno delle proteste in Iran del 2022, in cui invita le donne a togliere l'hijab. A causa di questa canzone, Mehdi Yarahi è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere e nei giorni scorsi ha ricevuto 74 frustate. Noi sosteniamo una vera battaglia di libertà contro la vera violenza e il vero patriarcato. رو سری تو در بیار آفتاب داره غروب میکنه رو سری تو در بیار عطر تو هوا رو خوب میکنه رو سری تو در بیار موهاتو باز کن عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن رو سری تو در بیار موهاتو باز کن عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن رقص خوشه های سرخ بغض من تمام موی تو خیس میشه صورتم میرسم به آرزوی تو رو سری تو در بیار هوا رو صاف کن عشق من نترس به رقص به بوس اعتراف کن رو سری تو در بیار هوا رو صاف کن عشق من نترس به رقص به بوس اعتراف کن آسمون که ابریه دلش گرفته روبروی تو موهاتو باز کن تا غرقشن تو موج موی تو پرده رو بزن کنار حال آسمون که خوب شه خودت تو خورشیدی غیر ممکنه غروب شه
Di nuovo a te la linea per Vittorio. Grazie Sveva, allora abbiamo sentito questa canzone del cantante Mehdi Yarrai, che è stato punito con 74 frustate in Iran proprio per questo suo brano contro il velo obbligatorio, e qui si parla veramente di patriarcato, di lotta al patriarcato, mentre appunto secondo alcune femministe italiane tutti gli uomini italiani sarebbero potenzialmente dei Filippo Turetta, quindi pensate veramente anche qui quante assurdità, quante contraddizioni che ci dobbiamo sentire. E allora, prima di lanciare l'intervista, ve la stavo citando, vedete questa riflessione di Feltri, il suo tempo di Feltri per oggi, per il tempo. Perché amo le donne, anche quelle di sinistra, sono migliori in tutto, che va a pagina 9, poi ovviamente leggetelo per intero, anche qui se potete recuperarlo tutto, l'articolo, e qui la sua riflessione, quello che vi stavo dicendo, no? Le donne non hanno bisogno di rivendicare alcunché, primeggiano già, sono più intelligenti, più simpatiche, più attente e brillanti di noi maschi, hanno studiato meglio a scuola e nell'università e sul posto di lavoro si segnalano per tenacia, per una spinta forte a dimostrare di essere valide e che quindi a dimostrare quello che gli uomini magari non hanno. In medicina sono favolose e nei giornali scrivono meglio e hanno un linguaggio più forbito. E infatti qui ricorda anche quando entrava in redazione anche la stessa Oriana Fallaci, diceva, metteva tutto sottosopra, era come un vulcano. E allora, prima di farvi sentire l'intervista a Davide Quadri, vedete la prima pagina invece del Corriere di oggi, e poi anche l'editoriale di Aldo Cazzullo. Vedete, ora tregua, Trump minaccia Mosca, e poi l'editoriale e la riflessione di Aldo Cazzullo, i nostri doveri. Non si tratta di riarmare l'Europa per fare la guerra alla Russia, si tratta di riarmare l'Europa per dissuadere la Russia dal farci la guerra. E quindi qui si continua a riproporre questa visione secondo cui l'Europa adesso deve armarsi, così no, si è detto prima, non si potevano investire euro proprio per la nostra sanità, la nostra scuola, non si potevano sacrificare quelle regole imposte appunto dall'eurocrazia, regole solidissime, anche poi la stessa Germania che si proponeva proprio come garante, come una sorta di falco, no? Nella custodia dei trattati, sul rispetto del rapporto tra ovviamente debito, indebitamento, deficit e PIL, e invece tutto assieme questo si può violare. E nella conclusione vedete Aldo Cazzullo quasi si auspica, no? Che Trump commetta dei passi falsi, che cambi questo vento politico. Qui nella conclusione scrive: Trump può combinare grandi disastri, ma può anche perdere la maggioranza al congresso alle elezioni di midterm tra meno di 20 mesi. Quello che stavamo leggendo dall'editoriale di Quagliariello, no? Avete visto? Quindi quasi si fa un tifo perché tutto ciò cambi. L'America resta un paese giovane, irrequieto, indomabile, non sarà un torello a spiantare Milano, non saranno l'anziano Trump e il giovane Musk a spiantare l'America. Ecco perché di fatto qui Aldo Cazzullo fa il tifo per i democratici. Ma allora sono già le 9.09 e possiamo far sentire l'intervista al segretario esteri della Lega Giovani, Davide Quadri. Oggi è in collegamento con noi Davide Quadri, segretario esteri della Lega Giovani, già nostro ospite per Radio Libertà. Davide, è veramente un onore, oltre che un piacere, riaverti come ospite. È un piacere per me essere con voi come sempre. E grazie a Matteo che anche lui è qui con noi oggi. Un piacere, confermo anche per me essere qui. Grazie ragazzi. Allora Davide, vengo subito da te, poi ritorno da te invece Matteo, e ti chiedo Davide, perché questo mega piano della von der Leyen per il riarmo dell'Unione Europea? Ben 800 miliardi di euro, è così necessario? La Russia davvero potrebbe invadere altri paesi europei
E oltretutto, come ha affermato Matteo Salvini, non si capisce perché per la sanità e la scuola non si poteva investire qualche euro in più e ora invece questa cifra mostruosa per la difesa comune. Sì, partiamo dal fatto che secondo me i soldi in difesa sono sempre soldi positivi, investimenti positivi, perché ricordiamo comunque che la difesa vuol dire sicurezza, vuol dire ricerca, vuol dire investimenti anche sulla produttività italiana. Questo piano invece non va comunque in questa direzione, questo piano non nasce da questa sensibilità conservatrice che vede nell'esercito, nella difesa un valore, ma nasce solamente dall'isteria di una classe dirigente che è rimasta spiazzata dal fatto che Trump vuole la pace senza coinvolgerli o comunque non considerando l'Unione Europea di per sé un interlocutore credibile in questa direzione. Quindi è più una reazione isterica che non una reazione, dal mio punto di vista, che non una reazione conservatrice, una spinta conservatrice a rivalutare quello che invece è comunque un valore aggiunto della difesa, dell'esercito e della sicurezza dei confini e dei cittadini. Poi è anche lì interessante vedere come questo progetto in realtà miri un po' a delle ambizioni politiche di alcuni presidenti, penso al caso particolare di Macron, che sono a fine mandato, e come ha detto giustamente Marine Le Pen in un'intervista oggi o ieri, se i russi hanno fatto fatica o comunque ci hanno messo 3 anni a consolidarsi su una posizione di guerra per quanto riguarda il Donbass, mi viene difficile pensare che ci sia veramente la velleità di prendere Parigi, quindi gli investimenti di conseguenza sono un po' anacronistici. Chiaro, chiarissimo, effettivamente sembra proprio questo, cioè che ci sia un'isteria, no, contro la Russia continua, ma soprattutto tu Matteo mi stavi anticipando, è mai possibile che poi si debba occupare di questo mega riarmo Unione Europea che di fatto va sabotando tutta l'economia del continente, l'abbiamo visto con la Esatto, scorta del esatto. Green Deal. Diciamo che la nostra domanda per il nostro esperto di politica estera è questa, ovvero parliamo di un'Europa che sta dimostrando un gigante d'argilla, nel senso che economicamente è ancora debole. Sta pensando quindi più a investire in una difesa e, come diceva tra l'altro lo stesso Davide, non in reparti che in realtà poi beneficerebbero della nostra vita quotidiana, perché ricordiamo ad esempio internet è nata con i militari, ad esempio. Però qua sta parlando semplicemente di investimenti alla rinfusa e si parla di tantissimi miliardi per poi non avere in realtà una risorsa con tutti questi investimenti. Sì, esatto, Eh si sì. parla di investimenti, poi anche lì ricordiamoci che i corpi dell'Unione Europea, si parla della fantomatica difesa comune, si parla di contingenti di 5.000 uomini, non di più, utilizzabili con delle precauzioni e delle regole di ingaggio molto particolari. Quindi anche lì queste spinte verso la difesa comune lasciano un po' il tempo che trovano. Sarebbero una versione ancora più ridotta dei caschi blu dell'ONU praticamente. Sì, esatto, con il fatto che anche lì i caschi blu dell'ONU hanno dimostrato la loro inefficacia in quasi tutti gli scenari. Pensiamo anche al Congo dove sono riscoppiate le violenze nel Nord Kivu, l'M23, quindi questi anche probabili supporto del Ruanda. Ci sono truppe ONU lì che non si è capito cosa hanno risolto o cosa hanno fatto, oppure quei poveri, adesso è caso di attualità, quei poveri ragazzi kenyoti che sono morti portando nelle missioni di peacekeeping ad Haiti, dove nessuno voleva andare. Il Kenya si è fatto avanti come forza di mediazione con forze ONU, come caschi blu ONU, con però anche lì dei risultati che mettono a rischio l'incolumità di questi soldati in scenari lontani, con regole di ingaggio poco chiare e che comunque non tendono a portare grandissimi risultati. Esatto. E Davide, riavvolgendo un po' il nastro, no, e quindi tornando indietro di qualche giorno allo scontro molto spettacolare, un vero show appunto allo studio della Casa Bianca, no, nello studio Ovale, da Trump con Trump e Zelensky. Ecco, Federico Rampini ha scritto che insomma Vance si è infuriato con Zelensky proprio perché il presidente ucraino aveva iniziato a tenere una lezioncina quasi morale, no, ai suoi ospiti su come sia impossibile di fatto negoziare con Putin. Ma in realtà bisogna prendere atto del fatto che in questo momento si deve negoziare con anche rivali inaffidabili. Questa è una necessità, ha scritto Rampini, che non può essere semplicemente ignorata, ma soprattutto ormai è sempre più chiaro che volendo chiudere
tutti i costi, ma comunque chiudere il prima possibile questa partita aperta della guerra in Ucraina, Trump ovviamente vuol far capire anche agli alleati europei che insomma, il vero avversario dell'Occidente non è tanto questa Russia, ma il dragone cinese. La vera sfida egemonica è il dragone cinese. Poi è anche vero che la sfida invece quotidiana, ma anche in casa nostra, non è neanche il dragone cinese, ma è la coesistenza civile nelle nostre città, nelle grandi metropoli, dove ormai è messa a repentaglio da una strisciante violenza quotidiana che ha degli aspetti da piccola intifada in alcuni posti, vediamo quello che è successo in Germania negli ultimi mesi, o da narcomafia e narcostati, penso a quello che succede nel Benelux o anche purtroppo in alcune nostre città. Chiaro, chiarissimo. Effettivamente la guerra ce la siamo portata, no, quasi dentro Ah sì, casa all'Unione la guerra Europea. ce l'abbiamo nei nostri boschi dove ci sono i venditori di eroina e queste bande di marocchini armatissimi pieni di Kalashnikov e di armi, cioè quella lì è una violenza che io sento più temibile rispetto a un soldato russo nelle paludi del Donbass. Se pensiamo che c'era gente, noi parliamo del Varesotto, che il Vittorio conosciamo, terre che conosciamo, Sì. tra Vedano, Olona e Mannate c'erano accampati personaggi che erano armati di Kalashnikov, granate e armi molto, molto serie, molto anche molto violente, ed erano tra Vedano, Olona e Mannate. Quello mi intimidisce leggermente di più che non appunto un soldato nordcoreano a Kursk. Praticamente parliamo Assolutamente di sì. organizzazioni paramilitari. Sì, esatto, violenza paramilitare. E poi appunto Matteo, tu mi stai facendo notare che anche questa partita dei negoziati l'Unione Europea comunque se l'è giocata male, perché molti dei leader, a parte forse la Meloni, che forse è quella veramente che si è mostrata più vicino a Trump, tutti gli altri non sono stati così benevoli, no, nei confronti del presidente Trump. Adesso si lamentano, vero, se gli Stati Uniti fanno i loro interessi poi in questi negoziati per l'Ucraina. Esatto. Cioè, quindi la domanda che volevo fare a Davide è che io perlomeno ho percepito, ho avuto l'impressione, sin da subito, sin dal 4 novembre, se non addirittura prima, una forte ostilità nei confronti del presidente neoeletto Donald Trump da parte di tutti i leader europei. Quindi mi pare normale che già dall'inizio si partisse con il piede sbagliato, perché Trump non ha mai apprezzato, giustamente o meno, l'Unione Europea, essendo magari anche un possibile avversario economico, ma la non vicinanza dei tanti leader europei, del premier per esempio britannico, che sarebbe dovuto essere in prima linea all'inaugurazione della nuova amministrazione americana, possiamo dire che quindi a noi, persone normali che osserviamo la politica, non ci reca alcun disturbo vedere il presidente degli Stati Uniti che fa solamente i propri interessi, ma sembra che invece l'opinione comune sia stata manipolata anche su questo fatto. Partiamo dal presupposto che Trump si trova con degli interlocutori esteri in partenza ostili. Cioè adesso Esatto. J.D. Vance è stato molto chiaro quando ha detto a Zelensky tu non ci mostri nessun tipo di gratitudine e devi a fare campagna elettorale per i democratici a novembre a ottobre prima delle elezioni. Vero, fattuale. Zelensky era con Joe Biden e Kamala Harris a un evento elettorale in Pennsylvania, cosa di una gravità inaudita. Macron no, ecco. Però Stramer invece, il suo partito laburista, ha inviato, è tutto documentato, centinaia di stagiaire e di dipendenti del partito laburista inglese a fare campagna elettorale per Kamala Harris. Quindi anche lì non puoi pretendere che un tuo competitor politico, che tu hai scelto di rendere un competitor politico, perché non è che Trump ha scelto di diventare, lo è diventato, certo, supporta Nigel Farage, è amico di Nigel Farage, però non è che ha mandato inviati a fare campagna elettorale per Nigel Farage o ha finanziato la campagna elettorale. Tu invece hai sostenuto apertamente con tue persone la campagna della Harris. Non puoi pensare che questa cosa non arrechi e non turbi un reciproco rispetto.
Assolutamente sì. Davide, noi sappiamo che tu sei di corsissima, vero? Perché adesso ti trovi in Austria, confermami, sei proprio dagli alleati della Lega dell'FPO, vero? Sì, Devi esattamente, partecipare a un loro evento stasera. sì, sono da loro per un evento e siamo qui nella bellissima Vienna, dove, come si è dimostrato anche in Germania, come si è dimostrato purtroppo in altri contesti europei, la democrazia è un po' messa ai margini da questo strumento totalmente non democratico che viene mutuato dal Parlamento europeo, che è il cordone sanitario, dove se un partito anti-establishment vince o comunque diventa il primo delle elezioni, tutto il sistema si deve coalizzare per impedirgli di governare, con poi i risultati che stiamo vedendo, perché sta diventando ormai il governo delle minoranze. E allora speriamo veramente che cambi questa situazione, che come in Francia poi questi partiti alleati della Lega crescano sempre di più fino a quando si raggiungerà quella massa critica tale per cui a quel punto chi vince con la maggioranza relativa ha anche la maggioranza assoluta o comunque può formare finalmente un governo. E allora grazie Davide, grazie mille, noi ti abbiamo veramente Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, grazie a tutti. E allora veramente alla prossima occasione anche con Matteo Desio. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Mi senti Pier Vittorio? Sì, Sveva, Mi senti? mi senti? Perfetto, allora a te la linea. Grazie Sveva, grazie ancora a Davide Quadri, a Matteo Desio, ma credo che ci abbia raggiunto anche il nostro ospite, sia già in collegamento, ovvero Luigi Barone, responsabile ZES e coesione territoriale per la Lega. Luigi, ci senti? Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno se ci sono. Grazie Luigi, scusaci per Grazie questa a te. attesa, oggi abbiamo iniziato un filino dopo. Grazie veramente per essere qui con noi, un onore e un piacere poterti avere con noi come ospite. E allora Luigi, prima di parlare con te di ZES, volevamo occuparci proprio di questo argomento un po' trascurato, no, nel dibattito pubblico ultimamente, la condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione del diritto alla vita, presunta violazione di questo diritto alla vita degli abitanti della Terra dei Fuochi, ma dicevamo che sul tema era intervenuto quasi immancabilmente Roberto Saviano con questo articolo sul Corriere della Sera, ma è un articolo che esprimeva tutta una narrazione apocalittica, ovvero una vera operazione di manipolazione. E oggi pensate che anche sul Libero è riportata, poi andatelo a vedere con calma, pagina 12, l'articolo, c'è questo articolo che riporta la contestazione che ha subito Saviano a Napoli, perché Napoli non vuole un ulteriore set di questo Gomorra, una protesta dei quartieri spagnoli per le riprese di quello che sarà il prequel della serie TV. Insomma, Luigi, veramente la Campania vuole dire basta a questa narrazione che rappresenta la Campania sempre con questa versione, no, dei fatti, una versione disperata e disperante. Beh, certo, grazie innanzitutto. Insomma, Saviano ci guadagna con i libri, ci guadagna con i film, insomma la Campania non è tutta Gomorra, la Campania non è tutta Terra dei Fuochi, anzi tutt'altro. Ti ricordo che Terra dei Fuochi, insomma, anche l'acronimo viene da lontano, dagli anni 2000, ancora prima. Diciamo, è una realtà che riguarda, censita 90 comuni campani, a cavallo tra le province di Napoli e Caserta. Tieni conto, do dei dati. Sono stati controllati negli anni, sono stati fatti 30.000 campionamenti presso 10.000 aziende nell'area interessata e sono state riscontrate soltanto 6 positività sui prodotti. Cioè, quale Terra dei Fuochi? Sicuramente c'è un tema legato, bisogna verificare meglio la questione che riguarda i tumori, ma i tumori sono aumenti un po' in tutto il paese, in tutti i paesi europei. Non credo che insomma possa essere legato esclusivamente a questa vicenda. Ti ricordo che sono state controllati tipo 7 milioni di metri quadrati di terreni. In nessuno è stato riscontrato un problema di radioattività, ad esempio. Cioè, quindi i controlli sono stati fatti. Allora Saviano non può immaginare, o chi come Saviano, di speculare per fare soldi vendendo un libro. Questo è solamente una cosa che non la si può consentire. La Campania, anche quella realtà, le realtà
a cavallo tra la provincia di Caserta e Napoli, una realtà che produce, che crea PIL, crea occupazione, crea sviluppo. Ci sono centinaia e centinaia di aziende corrette che operano correttamente e che vanno assolutamente tutelate. Poi ci sono stati tanti errori nella politica, delle istituzioni, della criminalità organizzata, ma bisogna colpire lì. Non bisogna colpire i poveri imprenditori agricoli, non agricoli, che quotidianamente producono, creano ricchezza e sviluppo, e magari danneggiarli dicendo che è tutta terra di fuochi. Questa è una cosa che non la si può consentire, perché non si può consentire che si faccia un danno alla Campania e ad alcune realtà della Campania. Potremmo parlare a lungo di tutta la questione che riguarda ad esempio gli scarichi, la mancata depurazione. Questo è un problema. Abbiamo la procedura ancora di infrazione nell'Europa, l'Italia, per colpe della Campania, di tanti comuni campani che non hanno la depurazione. Bisognerebbe intervenire su questo tema, ma non possiamo dire che è tutta terra dei fuochi, è tutto Comorra, si fanno i film a danno di Napoli e della Campania per speculare e per fare soldi. Insomma, non la si può accettare questo ragionamento, questo modo di fare. E Saviano continua purtroppo a raccontarla così, perché evidentemente per lui va bene, che evidentemente continua ad avere la scorta, evidentemente continua a scrivere libri e a fare soldi vendendo libri, ma la Campania è un'altra cosa. La Campania è un popolo di persone laboriose, lavoratrici, persone per bene che producono. Quindi diciamo, io la penso assolutamente in modo diverso rispetto a quella che racconta Saviano e quelli come lui. Assolutamente sì, e giustamente dice bisogna raccontare questa campagna produttiva e bisogna anche comunque sostenere quella campagna che vuole crescere e migliorarsi, e tu appunto sei intervenuto su questi temi del fatto che comunque i piccoli comuni abbiano bisogno anche di sostegni economici. Grazie a Matteo Salvini ha fatto notare che c'è stato questo intervento, mentre la Regione Campania è un po' latitante. Poi giustamente hai parlato del bonus ZES, della zona economica speciale. Ma su tante cose la Lega, insomma, oggi credo che sia l'unico partito che si sta muovendo per dare una mano ai piccoli comuni, ai territori delle aree interne, delle aree montane. C'è la legge anche della montagna fatta da Calderoli. Volevo soltanto fare un ultimo passaggio sulla vicenda di Terra dei Fuochi, della sentenza della CEDU. Ovviamente la sentenza dice che condanna l'Italia per non aver attuato una valida risposta a difesa dei cittadini, e questo è un problema, però ripeto, non può essere, quindi voglio dire, chiaro, dove ci sono dei problemi bisogna intervenire, ma non si può dire che è tutto nefasto, che è tutto inquinato, che è tutta terra dei fuochi. Quindi questo deve essere chiaro. Torniamo ai temi della ZES, dei fondi piccoli comuni. Sì, insomma, sui piccoli comuni il ministro Salvini, il nostro segretario federale, ha fatto già tanto. C'è stato questo ulteriore stanziamento per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade dei piccoli comuni. Sono i comuni che rappresentano un po', diciamo, l'ossatura delle aree interne, non solo meridionali, del centro e anche del nord, e quindi spesso sono i comuni che hanno maggiori difficoltà perché hanno minori entrate, minori finanziamenti, e quindi questo impegno del ministro Salvini a favore dei piccoli comuni, della viabilità dei piccoli comuni, che interessa poi tutti i cittadini, perché tutti noi percorriamo le strade comunali, provinciali o statali, è una cosa molto seria. C'è stato questo ulteriore finanziamento, a breve uscirà un nuovo bando, il bando 2025, per ulteriori 12 milioni, quindi è un continuo dare una mano e rispondere a quelle che sono le esigenze dei piccoli comuni, degli amministratori e delle collettività, delle realtà magari meno seguite sul piano magari regionale, come possono essere le aree metropolitane o le aree costiere. Quindi da questo punto di vista c'è un impegno serio del ministro Salvini e della Lega a dare una mano alle realtà magari che più sentono le difficoltà delle poche risorse. Così come facevi cenno tu, il bonus ZES è stato un impegno della Lega, in questo caso soprattutto del sottosegretario Claudio Del Ricordo, per arrivare alla pubblicazione del decreto attuativo bonus ZES, che dà 650 euro mensili per l'esonero totale dei contributi previdenziali per le aziende del Sud Italia che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35. È una misura importantissima per territori che, diciamo, sono in difficoltà da anni, e quindi è una misura
che ci sta aiutando molto, che sta aiutando molto il Mezzogiorno. Ti ricordo che, ad esempio, nei primi 2 mesi del 2025 sono state rilasciate dalla struttura di missione ZES, quindi riguardano tutte le regioni del Mezzogiorno, Sicilia e Sardegna, 130 autorizzazioni in più per nuovi insediamenti, più del doppio di quelle che sono state rilasciate nei primi 2 mesi del 24, per un totale finora di 550 autorizzazioni per circa 10 miliardi di investimento, la metà di questi coperti dal credito d'imposta. La spinta maggiore arriva da Campania e Puglia, e nelle ultime settimane si registra anche un'impennata di richieste in Sicilia, circa 60. Quindi con questo dico che c'è un impegno concreto del governo e della Lega a dare una mano a territori maggiormente depressi, maggiormente disagiati, che però con questo impegno, con queste misure stanno crescendo abbastanza. Ovviamente bisogna fare ancora di più, bisogna fare tanto, però queste sono misure importanti per fare in modo che i giovani meridionali restino nei propri luoghi di residenza dove sono nati, senza dover per forza prendere la valigia ed emigrare. Certo, del resto la Lega appunto si conferma partito dei territori, attenta a queste esigenze, e tu ovviamente poi te ne stai occupando proprio come responsabile per la coesione territoriale. Ma allora Luigi, io credo che purtroppo qui dobbiamo finire l'intervista, e mi scuso con te perché avevamo pensato di dedicare più tempo, purtroppo abbiamo iniziato dopo, ma adesso chiedo conferma anche a Sveva, fra poco ci sarà l'editoriale liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti. E allora Luigi, grazie veramente per essere con noi e speriamo veramente di averti presto, sia per riapprofondire queste tematiche e anche perché, come ti avevo anticipato, vorrei poi magari con te parlare anche di altri temi, no? Per esempio di politica estera, visto che, lo ricordiamo, tu nel 2013 avevi intervistato Silvio Berlusconi e insomma, come ti anticipavo, abbiamo forse un po' di nostalgia di quel Berlusconi che nei grandi tavoli internazionali riusciva a mostrare queste spiccate doti di mediatore, e ti dicevo proprio del miracolo, no? di pratica di mare, quando riuscì a fare incontrare Putin e Bush. Oggi Berlusconi sarebbe molto contento della politica estera di Matteo Salvini. Poi assolutamente sì. Ci sarà tempo per approfondire la materia, però era il 2002 quando ci fu pratica di mare e credo che fu la vera fine della guerra fredda. Berlusconi diceva deve essere una nuova epoca di pace, non di contrapposizione. Scusatemi se vi interrompo, purtroppo dobbiamo chiudere. Grazie. È arrivata, vedi, giustamente il conto alla rovescia. Grazie Sveva per avermi ricordato, grazie ancora Luigi, scusami per questa chiusura. E allora veramente grazie ancora a tutti voi che ci avete ascoltato, di nuovo buona festa delle donne, e allora continuate a sentirci adesso su queste magiche onde, proprio per l'editoriale del direttore Giovanni Sallusti. Grazie ancora a Luigi Barone, grazie a Sveva, grazie a tutti voi.